Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale dall'Otto Idea. Oggi siamo il 30 di maggio del 2022. Sto aspettando che questa pianta di ciliegio della varietà ferrovia maturano le ciliegie. Ora vi faccio vedere che ce n'è qualcuna che sta maturando. Come dicevo, questa pianta di ciliegio ha più di 50 anni. L'anno scorso ne ho preso all'incirca 1,5 kg perché gli uccelli se le sono mangiate tutti e oggi ho dovuto mettere questa rete, anche se non copre tutto, però una buona parte già è, diciamo, a riparo dei colombacci. Qua ci sono colombacci, gazzelatre, eccetera eccetera, i melli. Allora oggi vi faccio vedere. Per ora mi accontento che stanno maturando. Guardate che bellissima ciliegia che c'è qua. Poi ora penso che la metà di questo mese già alcuni già sono pronti, si può fare anche la raccolta. Guardate che bello, a forma di cuoricino, varietà ferrovia. Ovviamente c'è stata molta cascola dei frutti, state vedendo questi qua che cadono. Questi piccolini, questa è la cascola, non so quando ne sono caduti. Ovviamente poi era tutto pieno di fioritura, no? Non è che sono tutti ciliegi, poi la maggior parte cadono e resta poi qualcuna, quella più forte, diciamo. Allora aspettiamo che poi farò la raccolta tra metà e quasi alla fine di giugno. Buongiorno e buona domenica a tutti da Giovanni dall'Otto Idea. Allora, è trascorso all'incirca 27 giorni dall'ultima ripresa che ho fatto, che era il 30 di maggio del 2022. Oggi siamo il 26 di giugno del 2022. Perciò già le belle ciliegie della varietà ferrovia già sono già maturi, sono pronti da raccogliere. Guardate che sono bellissimi dall'ultima ripresa, guardate che sono belli. Ovviamente gli ho messo la rete perché se no ne prendevo la metà con gli uccelli che ci sono. Ovviamente loro anche debbono mangiare, però a posto di mangiare fanno molto danno perché pizzano, diciamo, un pochettino quasi tutte le ciliegie, non è che ne mangiano solamente una, la pizzano quasi tutta quanta, perché la rovinano tutta. Ad ogni modo lasciamo stare questo, va bene, questo purtroppo fa parte della natura. Guardate che bellissimi ciliegi, ora li andrò a raccogliere. Guardate che sono belle, guardate che bella ciliegia, è più grossa di 2 euro questa qua, guardate, bellissima, guardate, più grossa di 2 euro, bellissima ciliegia ferrovia. Ovviamente la pianta è stata attaccata dagli afidi, come molte piante che vengono attaccate in questo periodo, però niente di grave. Io purtroppo pesticidi e cose non li butto, quello che viene viene. Allora iniziamo di qua a raccogliere la bella ciliegia. Guardate che bellissima ciliegia ferrovia, guardate che bella. Ne mettiamo no panaro, qui si dice questo qua panaro, in siciliano si dice upanaro, fatto di canne, upanaro, va bene. Ora ne raccolgo un po', vi faccio vedere la raccolta, diciamo, così, senza rompere, diciamo, i germogli che poi porteranno in frutta l'anno che viene. Poi questo è il momento della raccolta, quando si fa la raccolta è il momento di potare anche il ciliegio, la pianta di ciliegio. Ovviamente non è che si deve potare in modo diciamo drastica, dobbiamo fare una potatura, togliere i succhioni, qualche ramo che si incrocia, non è che dobbiamo fare proprio una potatura
pesante, diciamo, va. Dobbiamo togliere solamente i rami che portano fastidio, i piccoli rami, succhioni, i rami che si incrociano e poi basta. Questo è il momento, dopo della raccolta, è il momento per andare a effettuare, diciamo, la potatura. Guardate, questa è la ciliegia che io ho raccolto, guardate che c'è, guardate che bellissima ciliegia. L'ho messa qua no panaro, come si dice qua in siciliano, upanaro. Guardate che bellissime ciliegie ferrovia. Stanotte così io vivevo qui nel buio con te, ma l'acqua buona mi passò un sorriso e ti la prima volta l'amore proprio qui. È una meraviglia questa bellissima ciliegia ferrovia. Guardate, guardate la natura quando cosa ci dà, tutto ciò che noi la maltrattiamo e sempre ci dà frutti, sempre ci dà frutti. C'è un sorriso qui e la paz sei tu. Guardate che bellissima ciliegia. Io vivevo qui non così. Questa è una bellissima canzone di Riccardo Fogli, che allora era coi Pooh, e Nascerò con te. Una bellissima canzone che mi piace moltissimo e io spero che farò anche una cover quando sarà il momento, perché la voglio cantare. Mi piace, diciamo, cantarla e condividerla con le persone a chi piace questa musica, diciamo, e chi piace anche Riccardo Fogli, un grande cantante, ex dei Pooh. Ma purtroppo nella vita si può andare d'accordo e come non si può andare d'accordo. Poi dalla vecchiaia si uniscono poi un pochettino tutti, ma forse perché è arrivato il momento che le persone poi è l'ultimo istante, diciamo, l'ultimo istante della vita per stare pacifici, no? Quando c'è la gioventù, purtroppo tutte queste cose non vengono ricordate, no? Perché uno ha tante strane idee, diciamo,
poi quando sarà il momento. Va bene, allora guardate quando ciliegie ho raccolto, guardate che sono bellissimi, ciliegie a ferrovia, guardate che sono bellissimi. Ora farò concluderò la raccolta e poi farò vedere quando ciliegie ho ricavato. La prima volta l'amore proprio qui in casa mia senza quasi come poi non lo sai che tu trovi tutto con te una volta un amore. Va bene, ma ora raccogliamo diciamo tutta la ciliegia e poi inutile prolungare il video e poi concludiamo il video. Ne assaggio una, guardate che bellissima. È una meraviglia, vero Daniela? Esatto, una meraviglia. Ah? Una meraviglia. Mangia, vediamo com'è. No, no, già assaggiato. Vediamo, assaggialo. No, no, già fatto. Assaggialo, vediamo No, com'è. le mangio tutte dopo io. Tutto dopo. Mia moglie se le mangia tutte quante dopo, ha detto. Tutte. Io ci credo. Va bene, ma ci vediamo fra un po' quando raccogliamo tutte le ciliegie. Salutiamo i nostri iscritti e tutte le persone che stanno Buona vedendo questa domenica. video. E buona domenica, fra un po' ci vediamo. Tutti. Allora, abbiamo raccolto questa ciliegia a ferrovia, all'incirca sarà un 20 kg, come potete vedere, guardate che bellissima. Abbiamo raccolto stamattina io e mia moglie piano piano, diciamo, ci siamo stati all'incirca quasi un'ora e 20 per raccoglierla piano piano. E che dire, questo è il risultato. Ora un po' ce la mangiamo, un po' la regaliamo alle persone, quelle vere, no? Quelli che meritano sicuramente. Quelle che meritano, le persone che meritano, gli amici che meritano. Va bene, concludiamo il video. Allora io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Un abbraccio a tutti da me e da mia moglie Daniela. Arrivederci, buona domenica. Una buona domenica, ciao a tutti, ciao.